È il più piccolo animale, il più piccolo ovino sostanzialmente esistente, ha un'altezza garrese di 48 cm dello standard di razza, vedete è estremamente minuto, come si suol dire, e la bellezza è il maschio che ha le corna a volta come il muflone e hanno un'altra caratteristica peculiare che fanno un piccolo all'anno e all'80% sarà maschio. Quindi l'estinzione della razza è anche dovuta a questo, nel senso che ci sono più maschi che femmine e quindi voglio dire, la razza poi va a estinguersi naturalmente. Non hanno bisogno di alcunché, si arrangiano sia per il parto, sono assolutamente autonome, non hanno, fra l'altro la selezione genetica ha fatto sì che siano al top di razza, nel senso che come genetica soprattutto sono RRRR, che è un genoma tipico del top della razza, quindi sono esenti da patologie proprie degli ovini, non hanno nessuna malattia specifica, l'unico trattamento che viene fatto quando le rasiamo è un vermifugo, perché mangiando a terra, quindi è classica della pecora avere la verminosi sostanzialmente, però ripeto, problemi zero, assolutamente. Sì, abbiamo avuto questa idea per una necessità soprattutto, abbiamo fatto una ricerca un po' a largo spettro perché non si riusciva a capire un animale di piccola taglia cosa potesse essere per la nostra esigenza di tenere pulito il sottochioma degli olivi, e siamo riusciti a capire che in Francia, nella Bretagna, c'era questa più piccola pecora del mondo sostanzialmente. Vedete, è assolutamente un giocattolo, 48 cm, 50 al massimo al garrese, 20-25 kg di peso, e quindi faceva sostanzialmente il caso nostro. Siamo stati un paio di volte in Francia, abbiamo girato la Bretagna, abbiamo trovato degli allevatori che fortunatamente 231 2-3 l'altra ci hanno fornito il materiale e siamo finalmente riusciti ad averlo. Sì, dall'esigenza iniziale ci siamo allargati, nel senso che siamo comparsi su un forum di agraria relativamente appunto a questo animale e poi voglio dire, intanto a portarle a casa è stato un problema perché bisognava diventare importatori, ci siamo iscritti all'UVAC, abbiamo fatto tutta una burocrazia micidiale perché ormai la burocrazia è quella che governa il mondo, e siamo riusciti a portare a casa queste pecore da importatori, ripeto, per uso interno. Poi abbiamo allargato la situazione perché ce le chiedevano un po' in tutta Italia, dal Lazio alla Liguria, Lombardia, anche all'estero, in Croazia, e quindi continuiamo col surplus che non ci serve in azienda, riusciamo anche a cederle a altri appassionati. Allora, in Europa ci sono circa 3.000 capi, prevalentemente in Francia, c'è qualche soggetto in Belgio, qualcosa in Germania, perché degli appassionati sono andati sostanzialmente a prendersele in Bretagna. In Italia ce ne sarà forse qualche centinaio ormai, buona parte gliele abbiamo fornite noi, altri si sono procurati degli animali che sono simili alle Western, però sostanzialmente sono incroci, sono meticciamenti con altri soggetti tipo le scude, rimangono sempre di piccola taglia, caratteristiche morfologiche sono abbastanza simili, però è tutta un'altra cosa sostanzialmente.